Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Marzia Scilloco, oggi una piccola, diciamo così, una piccola associazione, Taste of Sardinia, però l'impegno che sta approfondendo e quello a cui cosa vorrebbe arrivare è molto grande. Che importanza hanno queste piccole iniziative? Hanno un'importanza grandissima perché sono organizzate da operatori e operatrici di livello, quindi la qualità è quello che per prima cosa l'assessore Franco Cucureddu, che ho l'onore oggi di rappresentare per l'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ha subito messo in chiaro, cioè noi vogliamo promuovere, lo abbiamo dimostrato con tante azioni che abbiamo messo in campo a iniziare proprio dai Capodanni, che abbiamo voluto proprio promuovere e sostenere da prima, molto prima degli altri anni, e con degli incentivi significativi per tutta la Sardegna, e poi con delle altre attività che adesso sono già a breve verranno messe a bando e sono già state approvate in giunta. Per la prima volta proprio abbiamo un asse, un cartellone relativo ai grandi eventi che sono non solo musica ma anche enogastronomia, e quindi abbiamo sempre la parte che riguarda il turismo esperienziale. Siamo proprio molto attivi sulla volontà di promuovere e valorizzare la Sardegna per eventi di qualità. Ecco, finalmente una strada da percorrere tra piccoli, grandi e medi per poter far conoscere i nostri sapori, le nostre esperienze, la nostra natura e tutto ciò che la Sardegna può offrire agli altri che possono essere attratti. Esatto, in questi 3 giorni quello che noi abbiamo voluto sostenere è proprio il progetto che porta non solo l'enogastronomia all'attenzione del pubblico, ma anche l'artigianato e proprio tutti gli operatori con i quali noi ci confrontiamo ogni giorno per scrivere chiaramente le linee che più sono interessanti e valide e proattive per la valorizzazione e la promozione turistica della destinazione Sardegna, e quindi abbiamo la possibilità proprio di valorizzare con laboratori, convegni e attività varie, show cooking, le donne del vino, la parte che riguarda l'olio, slow food, tante realtà molto importanti per la valorizzazione del turismo enogastronomico, che ricordiamo ha sempre più importanza secondo il rapporto sul turismo enogastronomico nazionale. Grazie per l'impegno. Grazie a voi, grazie a voi. Perfetto, grazie mille.